gentili telespettatori, e ben ritrovati per questa edizione serale del TGF, il telegiornale del Friuli. Apriamo subito con una notizia di cronaca locale. In giornata si sono verificate nelle vie centrali di Fagagna dei disordini. Un gruppo di uomini al volto scoperto, le cui generalità non sono ancora note agli inquirenti, si è lanciato all'inseguimento di un uomo incappucciato. Le dinamiche dell'accaduto non sono ancora certe, si ipotizza un rapimento, ma non sono ancora giunte segnalazioni alle forze dell'ordine. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i presenti, ma il fatto rimane tuttora un mistero. Un uomo ha filmato la scena con il suo telefonino e la sua testimonianza è al vaglio in queste ore. Facciamo ora partire il video. Vi comunicheremo avventura aggiornamenti non appena possibile. Siamo ora gentili a Vogliamo iniziare? Da dove cominciare? Magari dall'inizio? Boh. Abbiamo deciso di rapire Peresano. No. Comincia da capo. Perché l'avete rapito? Che cazzo vi ha fatto? Cosa sarebbe questo? Come cosa sarebbe? Quello è il tuo amico con la mia ragazza, non vedi? Ma che cazzo stai dicendo? Peresano? Con Arianna? Sì, non vedi? No, allora, intanto... Bastardo! La foto è sfoccata. Potrebbe essere chiunque questo qua. Anche la Pini. Oh, ma che non scherziamo, Non scherziamo. Oppure Wojtek. Si vede chiaramente che è Peresano. E chi ti avrebbe mandato questa fantomatica foto? Un amico. Ti basta sapere questo. Allora, fammi capire. Tu hai visto una foto sfoccata e in base a questa hai deciso di rapire Peresano con questi due farlocchi? Certo, perché tutti per uno, uno per tutti. O come direbbe il famoso biologo Luca Lappini. I giovani corrono, ma i vecchi sanno dove andare, cari. Andiamo a noi. Ma ricomincia da capo questa volta. Allora, io, Lapini e Wojtek siamo andati a casa di Peresano a prenderlo, ma questo bastardo era andato a correre, così siamo andati a cercarlo. A cercarlo? Ma se non riesce neanche a fare 2 chilometri senza morire. Non potevate aspettarlo a casa? No, posso continuare? Continua. Siamo andati a prenderlo e quando l'abbiamo trovato... E poi avevate un piano, un qualcosa? No, abbiamo improvvisato.
want to die in war, wound and sympathy, which would be absence of lies in tremblous and permission. If I have to fight, I would tirelessly without ever falling at me disease. I would be one thing in the all my fight. I would succeed because I believe in me. La pistola, ma che cazzo? Ok, va bene. Quindi, in base ad una foto sfoccata, avete deciso di ammazzare Peresano, sì? È questo che mi dite? No, volevamo solo spaventarlo. Ma la cosa c'è un po' sfuggita di mano. Dopodiché lo abbiamo caricato in macchina e siamo venuti qui, ma abbiamo avuto qualche problemino. Oh vecchio, ma che cazzo ti passa per la testa? Prendere una pistola, puntarla contro i tuoi amici e coinvolgere tutti noi in questo tuo delirio? Davvero non capisco che cosa ti sia passato in testa. Guarda, io non ho parole, portatemi a casa. Cazzo, lo vedi? Pure Wojtek mi dà ragione. Questa cosa va troppo oltre, ma tu sapevi della pistola? Vecchio, certo che no, se l'avessi saputo l'avrei denunciato, perché è questo che si meritano quelli come lui, la galera. Galera è buttar via la chiave. Certo che vecchio abbiamo proprio fatto una minchiata. Adesso basta! Non dimenticate quello che mi ha fatto! Io volevo solo spaventarlo! Cosa? Ma sei pazzo? Comunque sia, girare con una cazzo di pistola, ma cosa siamo diventati? Siamo nel Bronx! No, anzi, portatemi in Polonia, per favore, non voglio partecipare in questa cosa. Ja pierdolę, no nie można takich rzeczy robić! Faccio quello che voglio! Volevo solo spaventarlo! Prendetelo! Day was the best I ever had. So I took my father's place and I never regret. My son will do the same, cause we have a simple aim. We're simple workers, pure heart and clean brain. I was born to make, I was born to remake, I was born to execute, I was born to liberate.